Terza corsa dall'Arcoveggio propone un miglio per femmine di 2 anni, sono in 10. Buganda FKS, Boavista Pax, Bea Spritz, Bornaccia Bella, Bahia dei Greppi, Bye Bye Spring. Seconda linea, Beautiful Trio, Brooklyn Lux, Boom Boom Jet, Blanca Daghi. Questo lo schieramento, i favori sono tutti per Bea Spritz, numero 3 Andrea Farolfi. Macchina che stacca, Bea Spritz veloce, lo sono anche Bahia dei Greppi e Bye Bye Spritz. Bea che Numero va a 4 condurre, Bornaccia mentre ha Bella, sbagliato Bornaccia Bella. squalificato. In seconda posizione rimane Bahia dei Greppi, che lascia più all'esterno Bye Bye Spring, che poi cerca inutilmente di trovare posto alla corda. In terza posizione perché Buganda FKS rientra e anche più indietro non riesce a sistemarsi, perché Beautiful Trio, direi, riesce a serrare sotto e a rimanere in quarta posizione in corda. Quindi percorso all'esterno per Bye Bye Spring. Alla corda Bea Spritz ha completato il quarto iniziale in 31,9. In seconda posizione si mantiene Bahia dei Greppi davanti a Buganda FKS. Dalle retrovie la progressione di Boom Boom Jet, che però finisce con lo sbagliare. Numero 9 Boom Boom Jet, squalificato. Così è Brooklyn Lux che cerca di avanzare dopo 600 in 49,3. In vantaggio è Bea Spritz che controlla la situazione, Bahia dei Greppi in scia, poi all'esterno è migliorata Blanca Daghi che ha raggiunto Bahia, mentre in terza ruota c'è Boavista Pax. Siamo al completamento del giro in 1.5.3. Rimane in evidenza Bea Spritz nei confronti di Bahia dei Greppi, all'esterno Blanca Daghi senza progredire per il momento, e poi alla corda c'è Buganda FKS. Chilometro in 1.21 e dalle retrovie cerca di tornare in avanti anche Brooklyn Lux. Cavalli a 400 dalla conclusione, Brooklyn Lux insiste nella sua azione, va su Blanca Daghi che prova ad opporsi ma insiste ancora in terza ruota. Brooklyn Lux sopravanza Blanca Daghi, alla corda in seconda posizione rimane Bahia dei Greppi, mentre Bea Spritz se ne sta andando. In terza posizione chiusa per il momento Buganda FKS, retta d'arrivo con Bea Spritz che allunga e nel finale viene a concludere netta vincitrice. Il secondo posto lungo la corda è per Buganda FKS, mentre al terzo è ancora Bahia dei Greppi che si salva dal finale di Brooklyn Lux. 37 a chiudere, 1,19 il ragguaglio conclusivo. Praticamente si è corso i primi 200 metri e poi il quarto finale, con la bella vittoria però per Bea Spritz che alla seconda uscita in carriera trova la vittoria. Numero 3 le ha consentito di assumere subito l'iniziativa e di portarsi in testa agevolmente. Per un chilometro ha letteralmente scherzato, 1,21 infatti i primi 1000 metri di gara, poi ha allungato gradualmente con 37 a chiudere. Vittoria netta comunque, secondo posto per Buganda FKS. Corre bene anche Bahia dei Greppi al terzo, al quarto Brooklyn Lux.